Con te abbiamo parlato diverse volte, no, Sì. dell'apprendimento delle lingue con la PNL. Sì. Proprio in breve, spiegaci un po'. Esattamente. Allora, innanzitutto buona serata e buonasera a tutti, ciao ai grandi amici che conosco ormai da un po' di tempo. Allora, programmazione neurolinguistica e apprendimento delle lingue. Sì, qualcosa di sicuramente diverso dal solito e in questo senso mi sento abbastanza integrata, no, tra queste voci fuori dal coro. In realtà, se me lo permetti, io non parlerei soltanto di apprendimento in relazione alle lingue, ma parlerei di apprendimento in generale. In che senso? Quello che abbiamo sperimentato nel corso delle tante edizioni che abbiamo portato avanti dei nostri corsi, noi eroghiamo un master in giro per l'Italia che permette a chiunque abbia necessità di apprendere le lingue, appunto di comprendere come funziona questo metodo, di assorbirlo e metterlo in pratica. Il grande vantaggio che abbiamo riscontrato è che in realtà non serve solo per l'inglese, vedete lì il totem NLP for English, in realtà potremmo chiamarlo NLP for Languages, potremmo chiamarlo NLP for Life, come mi è stato suggerito in diverse occasioni a seguito di un master. In realtà potremmo chiamarlo anche NLP for Learning in generale, cioè NLP per l'apprendimento. Questo per quale motivo? In realtà mi chiedo quanti di voi abbiano sperimentato questo, ovvero una sorta di fatica e quasi di, voglio usare una parola forte, dolore in tutto il percorso formativo che ha caratterizzato magari gli studi. Anzi, io vi chiederei, magari per alzata di mano, chi sente di avere un ricordo abbastanza faticoso del proprio percorso scolastico o universitario o comunque accademico in generale, in cui se avesse potuto apprendere in un modo diverso lo avrebbe fatto volentieri. Per alzata di mano gradirei avere, ecco, come spesso accade, ovviamente le mani alzate sono tantissime. Perché vi chiedo questo? Perché NLP for English si pone in realtà e si sta confermando ad ogni edizione sempre di più come una vera e propria, voglio usare ancora una volta una parola forte, rivoluzione nel mondo dell'apprendimento. Dovete sapere infatti, forse qualcuno di voi già lo saprà, che nei metodi tradizionali viene praticamente utilizzato soltanto il 5% del nostro potenziale. Infatti non so se sapete, ma la nostra parte cognitiva, quella che ci viene detto appunto di utilizzare, è solo il 5%. Il restante è il 95% della nostra parte inconscia. Ora, riguardo alle lingue in generale o alla comunicazione, se vogliamo fare un discorso ancora più generico, dovete sapere che quasi sempre ci soffermiamo sulle parole. Molti si avvicinano a me e mi dicono: Paola, io ho problemi di memoria, non posso imparare le lingue, a parte il fatto che non sono assolutamente portato, ma ho problemi di memoria, quindi come faccio ad imparare a memoria tutti i vocaboli che una nuova lingua comporta? Io lì sorrido, perché in realtà l'apprendimento non c'entra niente con la memoria, e tantomeno imparare a memoria delle parole che poi non so come utilizzare, perché messe insieme in una struttura sintattica non sono assolutamente capace di farlo. Ora, se noi teniamo conto quindi solo delle parole, se c'è qualche esperto di comunicazione, ma non bisogna nemmeno essere esperti, saprete che di tutte le 3 componenti della comunicazione, quella verbale, cioè legata appunto alle parole, rappresenta soltanto il 7%. Allora, in questa fase io vi voglio dare una notizia meravigliosa e credetemi se vi dico che ve la dico con un po' di emozione, che nel mio caso si manifesta sempre in maniera molto, diciamo, evidente, perché ho la pelle d'oca in questo momento. Praticamente ci hanno insegnato a utilizzare il 5% del nostro potenziale sul 7% di quello che è la comunicazione nel suo complesso. Allora, qual è la buona notizia che vi voglio dare? Che noi oggi siamo nelle condizioni invece, a seguito ovviamente di ricerche, di studi, a seguito di quella magica alchimia che oggi mi sento di definire così, ovvero quell'incontro tra la passione sicuramente per le lingue e la passione per le neuroscienze e la programmazione neurolinguistica, siamo in grado praticamente di andare a lavorare con il 100% del nostro potenziale, perché la PNL, e non solo la PNL, ci permette di riappropriarci di tutto il nostro potenziale, compreso il 95% di quella che i grandi definiscono in lingua madre la subconscious mind, quindi la nostra mente inconscia, per andare a lavorare sul 100% della comunicazione.
definiscono in lingua madre la subconscious mind, quindi la nostra mente inconscia, per andare a lavorare sul 100% della comunicazione. Infatti, grazie alla PNL, grazie alla conoscenza delle neuroscienze, che ci permettono di andare ad assecondare i percorsi e le dinamiche funzionali del nostro cervello, quello che accade è esattamente questo, che all'improvviso ci riappropriamo di tutto il nostro potenziale. E provate ad immaginare cosa possa significare questo in termini di miglioramento proprio della qualità della nostra vita, se intendiamo l'apprendimento come un viaggio. Dovete sapere che il mio percorso scolastico, e questa è la ragione per cui sono sempre molto accorata quando parlo di questo, perché chiaramente quello di cui vi sto parlando non è qualcosa che io ho compreso da sempre, è una scoperta un po' recente nella mia vita. E da quando ne ho acquisito consapevolezza, il mio desiderio è quello di diffondere questa possibilità quanto più possibile, soprattutto ai ragazzi, ma non è meno importante per gli adulti, nella misura in cui la possibilità è proprio quella di godersi il viaggio, cioè portare a casa risultati importanti in termini di massimo dei voti, riconoscimenti, la lode alla laurea. Beh, ragazzi, io vi dico che in età adulta ho compreso che quello non era assolutamente ciò che mi ripagava di tutti gli sforzi fatti, avendo investito i migliori anni della mia vita sui libri, investendo tutta la mia giovinezza con dei sacrifici che oggi ricordo ancora con dolore fisico, ricordo ancora la nausea, il mal di stomaco, l'essere completamente provata. Perché ci tengo a dir questo? Perché solo in età adulta io mi sono resa conto di quali potevano essere i miei talenti e quale poteva essere il mio contributo che potevo dare agli altri in generale, ma innanzitutto a me stessa, ovviamente. La prima cosa che è accaduta nel momento in cui c'è stata questa consapevolezza su come si poteva apprendere in un modo completamente diverso, gioioso, naturale, in cui tutto è funzionale al miglioramento della qualità della propria vita e degli altri, quando ho scoperto questo la mia vita è completamente cambiata. Oggi quello che mi piace fare è andare in giro in tutta Italia, non escludo l'estero a breve, per poter diffondere proprio questo metodo che permette attraverso le neuroscienze, la programmazione neurolinguistica, di acquisire non solo l'inglese, non solo le lingue, ma qualunque disciplina in generale in una maniera molto più semplice e più naturale. A tal proposito, se ho ancora tempo, mi permetto di dire soltanto un dato perché possiate già cominciare a comprendere di che cosa si tratta realmente. Altrimenti abbiamo solo parlato di aria fritta, troppo astratto come concetto. Dovete sapere, magari molti di voi lo sanno, che la prerogativa principale del nostro cervello è la cosiddetta omeostasi, non per usare paroloni, ma semplicemente per parlare di un mantenimento dell'equilibrio. Cioè il nostro cervello vuole preservare il suo equilibrio cercando di non disperdere delle energie che per lui sono vitali. Dovete sapere che noi riceviamo qualcosa come 40 milioni di bit di informazioni al secondo e sapete quante siamo in grado di elaborarne? 40. Potete ben immaginare che se il nostro cervello fosse un processore in grado di elaborarle tutte, ok, ma siccome non siamo in grado di elaborarle tutte, rischiamo cosa? La nostra salute mentale. Allora il cervello, che ha come scopo primario proprio la sua salute, incomincia a scremare una serie di informazioni lasciandole completamente fuori, per cui di default dice ok, tu non entri. Capite bene che se oggi siamo nell'era di internet e riceviamo informazioni a go-go, come si suol dire, per cui tutto è veloce, tra internet, tra tutti gli strumenti e i canali che riceviamo, ovviamente noi dobbiamo necessariamente scremare. La lingua straniera, se vogliamo parlare appunto di lingue, è la prima che il nostro cervello dice tu non mi sei familiare, ti scarto a priori. Per quale ragione? Quando noi andiamo ad aprire la porta, se qualcuno ci bussa a mezzanotte e non aspettiamo visite, che facciamo? Facciamo entrare chiunque? Ovviamente è una domanda retorica. Come minimo guardiamo prima dal citofono, se abbiamo il videocitofono, o dallo spioncino e facciamo entrare la persona solo se ci è familiare. Il nostro cervello risponde esattamente alla stessa dinamica, vale a dire fa entrare solo quelle informazioni che gli sono familiari e questo gli consente di fare che cosa? Di non sprecare energie. Ma come possiamo pretendere di acquisire una lingua straniera se non ci mettiamo nelle condizioni di renderla al nostro orecchio familiare? Io qui ho Tom Bosco, posso dirlo? Ha scritto una recensione meravigliosa, credo 1 anno e mezzo fa, más o menos, era aprile, credo, dell'anno scorso,
bellissima sul nostro libro Impara l'inglese velocemente senza sforzo, perché confermava quanto lui avesse già sperimentato sulla sua pelle e lo aveva ritrovato proprio nel metodo appunto NLP for English, in questa capacità. Lì si parlava in realtà di quanto la musicalità della lingua, esatto, il ritmo, il paraverbale della lingua, quel 38% della comunicazione che è fondamentale, sia assolutamente necessario e faccia la differenza nell'apprendimento. E allora il discorso qual è? Che oggi c'è davvero una possibilità di apprendere le lingue in una maniera veramente completamente diversa, dove noi assecondiamo questi processi. Come possiamo pensare di remare controcorrente rispetto al nostro cervello, quando invece andare seguire la scia di quello che lui stesso ci chiede sarebbe ovviamente molto più semplice. E allora ci sono dei sistemi semplicissimi. Se noi siamo bombardati ovviamente soltanto da stimoli in lingua italiana, il nostro cervello riconoscerà come familiare solo la lingua italiana, e questo cosa comporterà? La lingua straniera ancora una volta viene scartata. Noi abbiamo anche i migliori doppiatori del mondo. Questo significa che come popolo, rispetto a tanti altri, non siamo abituati a guardare film in lingua originale. Ora le nuove generazioni fortunatamente ci stanno riscattando. Ma in passato questo non accadeva. Perché gli svedesi sono bravissimi a parlare l'inglese? Perché loro non hanno il doppiaggio, o comunque in una forma molto molto ristretta e risicata, per cui loro imparano l'inglese ascoltando film in lingua originale con i sottotitoli in lingua svedese. Gli svedesi, per farvi soltanto un esempio. Allora cosa voglio dire con questo? Se noi semplicemente cambiassimo paradigma, non per usare una parola difficile, ma per dire cambiamo schema. Lo stesso Einstein diceva: non è possibile, non possiamo sperare, anzi folle, colui che crede di ottenere risultati diversi facendo le cose di sempre. E sempre lui diceva, qualcosa che a me sta molto a cuore: se vogliamo risolvere un problema lo possiamo risolvere solo con un livello di pensiero diverso da quello che lo ha generato. Vale a dire, dobbiamo andarci a prendere delle risorse che sono fuori dalla nostra zona di comfort, acquisire nuove conoscenze e ovviamente crearci un mindset completamente diverso, laddove per mindset intendiamo il nostro sistema operativo interno, come la programmazione neurolinguistica amerebbe chiamarlo, ovvero quell'insieme di conoscenze, di credenze e di valori, laddove tutto questo crea una combinazione straordinaria. Noi ci occupiamo esattamente di questo, dico noi, forse per usare il plurale maiestatis, visto che in qualche modo incarno il NLP for English in quanto creatrice del metodo, e quindi sono ben felice di condividere oggi questa possibilità, che per i ragazzi è straordinaria, e mi sento di aggiungere un altro dato importantissimo, fino a che Fabio non mi ferma, ovvero quello che io ho sperimentato nella mia vita, e so che in questo Regina è assolutamente, mi sostiene, anzi è una cosa che a lei sta molto molto a cuore. Quello che accade nei ragazzi, sapete cos'è? Non è tanto il fatto che quando vivono il tempo della scuola lo vivono con fatica. Oggi io vedo tantissimi genitori frustrati che rivivono ogni volta che un loro figlio si ritrova in età scolare, praticamente i genitori rivivono la scuola ogni volta con loro. Si siedono con loro alla scrivania disperati perché si assumono la responsabilità del loro fare o non fare i compiti. Io credo che questo sia molto triste per una serie di motivi. Il motivo principale per cui questo è tristissimo è che ho sperimentato sulla mia pelle. Io non ho mai avuto nessuno accanto, non perché mi mancasse la possibilità, ma perché il mio senso di responsabilità era già fin troppo, bastava per tutti. Ma quello che accade è questo: che i ragazzi, quando studiano tanto, quando studiano nella fatica, quando studiano con la noia piuttosto che con la gioia, ovviamente si prendono le distanze dallo studio e non hanno il tempo di dedicarsi o di scoprire le loro passioni o i loro talenti. Io ho scoperto ad oltre 35 anni, per una serie di vicende di vita che non vi sto a raccontare evidentemente, ma in età decisamente adulta ho scoperto quali erano le mie passioni e i miei talenti. Quello che oggi a me sta particolarmente a cuore è questo: non tanto che i ragazzi possano, attraverso il metodo NLP for English, o chiamiamolo NLP for Learning, portare a casa dei risultati migliori, anche se vi devo dire che per esperienza è quello che accade e ne sono felicissima, quanto imparare ad apprendere con gioia e soprattutto concedersi, visto che NLP for English è un grandissimo acceleratore che ci permette di apprendere molto più velocemente,
concederci il tempo, nel tempo dell'età scolare o universitario, la possibilità di entrare in contatto con i nostri talenti e con le nostre passioni, perché chi riuscirà nella propria vita a vivere delle proprie passioni e dei propri talenti avrà già vinto. Chi esce dalla scuola ed esce con 100 centesimi o la lode dopo la laurea, molto spesso, se si è dedicato solo a quello, ricomincia da zero, come se non avesse mai studiato e come se non avesse strumenti a disposizione per vivere la vita che meriterebbe. Questo è un messaggio che a me sta molto a cuore perché l'ho sperimentato sulla mia pelle. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a Paola Iacobini.